Oggi prepariamo insieme una vera delizia, i fazzoletti di frolla. Per questa ricetta ho scelto un ingrediente che fa davvero la differenza, una marmellata di arance rosse che mi è stata inviata da Arance Speciale. È una confettura artigianale di altissima qualità, preparata con pregiate arance siciliane, il cui gusto intenso e autentico è perfetto per esaltare al meglio la fragranza della nostra frolla. Nella ciotola della planetaria inserisco 400 g di farina 00, poi 100 g di farina di semola, 170 g di zucchero semolato e infine 100 g di burro o strutto. Avviamo ora la planetaria e sabbiamo il composto. Stavo per dimenticare il pizzico di sale, mi raccomando, inseritelo sempre nelle frolle perché amplificherà il loro sapore. Quando il composto si sarà sabbiato possiamo inserire le componenti liquide. Quindi inseriamo 2 uova insieme a un cucchiaio di estratto di vaniglia e infine 30 g di latte e facciamo ripartire la macchina. Quando l'impasto inizierà a compattarsi lo tiriamo fuori dalla planetaria. A questo punto non lo lavoriamo ulteriormente, ma semplicemente lo compattiamo con le mani, dopodiché lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo riponiamo in frigo per almeno un paio di ore. Trascorso un paio di ore riprendiamo l'impasto e lo stendiamo. Prima gli diamo una veloce rimpastata in modo che la nostra frolla diventa più plastica. E stendiamo l'impasto con uno spessore di circa 3 mm. Ora ci occorrerà uno stampo per biscotti di questo tipo, che ha un diametro di 8 cm, con il quale andiamo a formare i nostri biscotti. E adesso diamo spazio a lei, a questa deliziosa marmellata di arance rosse. Mettiamo ora un po' di marmellata al centro di ogni formina. E ora non ci resta che chiuderli in questo modo. Prendiamo i 2 lembi ai lati, li avviciniamo e li pizzichiamo. In questo modo, ripetendo lo stesso procedimento per tutti gli altri. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per circa 15-20 minuti. E una volta sfornati diamo una bella spolverata di zucchero a velo. Pronto e servito!